Lo sconvolgimento che la peste portava era totale, era veramente la fine del mondo. E i medici? Dopo avete visto, la peste di Giustiniano era finita, se avete osservato le date, e l'Europa era rimasta esente da peste per secoli e secoli. I medici nel 1347-48, quando se la vedono davanti, fanno fatica a riconoscerla, perché era svanito il ricordo della peste. Allora vanno a ripescare i vecchi libri dei classici greci e latini, Ippocrate e Galeno, con la teoria miasmatica, cioè che la peste viene dall'aria cattiva. Questa teoria va alla grande fino al 1493. Accanto a questa c'era la teoria di Avicenna, cioè la teoria astrologica, che la peste venisse da congiunzioni astrali particolarmente sfavorevoli. E questa teoria dura un po' di più, viene seguita fino al 1555. Questi medici che erano con la testa sui libri, perché poi nella pratica, empiricamente, già dal 1348, la Poresente, anche senza essere iscritti al rottolo, si erano accorti che la peste passava per contagio, passava per contatto. Allora, queste erano le teorie e la pratica. Ecco qua il medico fisico naturalmente segue Ippocrate e Galeno, la teoria della corruzione dell'aria, è in visita a un paziente, le femmine lesa pronte con tutte le tisane, vedeo, eccetera, e si mette una spugna davanti al naso, una spugna profumata per filtrare l'aria cattiva, mentre i suoi collaboratori con le torce bruciano, purificano l'aria, e viva la sanità del Panevin, le fiamme purificano. Sì, quando noi bruciamo portiamo la salute e la sanità. Vedete che anche quest'altro collaboratore ha la torcia e in più l'incenso per rendere buona l'aria. Sì, a peste figureve, ste curette che fai neanche ai gatarigo, e comunque così era. La teoria, eccola qua, un'altra conseguenza della teoria miasmatica, le famose maschere che vediamo adesso imperversare al Carnevale di Venezia. Compaiono già nel 1300. Il lungo becco in realtà nascondeva le spugne profumate, erano queste maschere come delle maschere a gas, antigas, delle spugne profumate per filtrare l'aria, e così il medico si salvava. Poi negli anni di Re Sole, di Luigi XIV, si inventò anche tutta questa bardatura che trasformava il medico quasi in un soldato con la corazza. Siccome si era capito che il contagio avveniva per contatto, ecco la bacchetta per alzare le vesti dell'ammalato senza toccarle e tutta la bardatura per non insozzarsi. C'è un'altra cosa che forse non conoscete, io l'ho scoperta con un amico collezionista di francobolli. Quando arrivava una lettera da una zona infetta, pensava che dentro nella lettera, prima di essere sigillata, si fosse fermata l'aria cattiva del luogo di provenienza, se la lettera proveniva da un luogo messo al bando. Allora con questo strumento si forava la busta, vedete che vi ho fatto una busta tutta sforacchiata, per far uscire l'aria. Quindi se sul mercato antiquario vedete una busta tutta sforacchiata, non è che si sono divertiti a fare i coriandoli Fender, l'hanno sforacchiata per far uscire l'aria cattiva. Vuol dire che quella lettera arrivava da un luogo, da una località che aveva la peste e che era stato messo al bando.